Buongiorno, bentrovati telespettatori di Antenna 3. Si apre un'altra settimana. Tanti i temi sul tavolo, tanti fronti caldi a partire dall'economia. Ieri sera si sono conclusi a Roma Villa Pamphili gli stati generali voluti dal Premier Conte. Sono durati 10 giorni. Ci sono stati diversi confronti al vertice, non sono mancate le polemiche e c'è già l'annuncio di alcune prime misure, il taglio dell'IVA, il taglio al cuneo fiscale. Il Premier ha detto di fatto dobbiamo reinventarci il nostro futuro, ma su questo torneremo. Ci sono poi i temi collegati all'Europa, al Recovery Plan, al Next Generation EU, chiamato recentemente così, un dibattito che coinvolge ovviamente tutto il continente. Ci sono altresì le tematiche regionali. Oggi con ogni probabilità dalla regione del Veneto arriveranno novità sul fronte dei trasporti e una nuova ordinanza per quanto concerne la fase 3 delle case di riposo. Ma c'è un dramma che tutti stiamo vivendo in questi giorni, in queste ore, perché c'è apprensione, un'apprensione crescente nei confronti delle sorti di Alex Zanardi, il campione, il grande campione nella vita e nello sport che si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Siena. Alex Zanardi che con la moglie, che con la famiglia soggiorna, vive per lunghi periodi tra un'impresa sportiva e l'altra a Noventa Padovana. Una comunità sotto shock, una comunità che spera, che prega, che si è stretta attorno alla famiglia. Siamo collegati per fare il punto di questa situazione, di questa apprensione generale collettiva con il sindaco di Noventa Padovana, Luigi Alessandro Bisato. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi telespettatori. Immagino che sia stato un fine settimana molto difficile per la sua comunità. Beh, guardi, in realtà la difficoltà la sta vivendo la famiglia Zanardi e Alex in prima battuta. C'è un sentimento di straordinaria vicinanza da parte dei cittadini di Noventa, questo sì, questo mi sento di ribadirlo con forza. Tutti siamo in assoluta apprensione perché Alex, per quanto poco rispetto ai tantissimi impegni che aveva, era solito anche frequentare le nostre strade per l'impegno di allenamento, ma anche le attività consuete, commerciali, insomma, nel suo piccolo era uno di noi, quindi siamo veramente lacerati dalle notizie che sentiamo e tutti sono concordi nell'augurare il meglio ad Alex, visto come dire, la modalità che ha sempre avuto anche nei rapporti con gli altri. Lei, sindaco, ha sentito qualcuno della famiglia in questi giorni, in queste ore? No, guardi, io non aspetti che sto commettendo dei disastri con il cellulare. Non si preoccupi. Forse. Io ho mandato dei messaggi, ma non... Io penso che in questi momenti sia veramente da prestare la massima attenzione anche nell'invadere la privacy familiare, perché penso che siano dei momenti molto dolorosi. Quindi anche dal punto di vista personale io ritengo che adesso, fatto questo doveroso senso di vicinanza, limiterò anche le mie uscite pubbliche sull'argomento, perché voglio che traspaia la vicinanza veramente vera della popolazione, ma non come dire, la morbosità di entrare sul tema. Quindi compito di un sindaco è anche preservare la privacy, la riservatezza di una famiglia già duramente colpita. Questo è il suo ruolo, ovviamente, sindaco. Sì, ci credo profondamente e lo credo anche per gli straordinari attestati che erano arrivati, che arrivano sempre da Alex quando ne abbiamo le possibilità. Cioè un uomo vero, e quindi adesso deve scendere il silenzio, non il silenzio che vuol dire che non l'abbiamo in mente,
l'abbiamo talmente in mente da preservarlo, ecco. Certo. Metteremo in piazza un bello striscione a ore e questo sarà il nostro essere straordinariamente vicini a lui e alla sua famiglia. Cosa ci sarà scritto su questo striscione, Sindaco? Forza Alex, 90 è con te. È un minimo sindacale, nemmeno tanto difficile da immaginare, ma col cuore. Quindi in piazza, sul municipio, dove lo... Sì, adesso quando ce l'avrà a disposizione, questione di qualche ora, poi si deciderà fisicamente dove apporlo, ma al di là della questione fisica di dove lo vedremo, vale tanto il messaggio, come dire, che sento che sia il sentimento di tutti i cittadini del mio paese, questo sì. Tra l'altro, oltre al clamore, alla preoccupazione, c'è anche un'inchiesta in corso. Ovviamente è un'inchiesta che è agli inizi, si stanno ascoltando i testimoni, il CT, il commissario tecnico della Nazionale Paralimpica ha detto che non si trattava di una gara ma di una passeggiata di gruppo, anche da qui si capirebbe il motivo per cui non è stata chiusa la strada verso Pienza dove si è registrato l'incidente. Lei si è fatto un'idea, Sindaco? Guardi, ascolto e leggo con molta attenzione tutti i resoconti su quello che è successo. Non sta a me né giudicare né entrare nella vicenda. Io ho a mente e a cuore la vicenda umana di Alex Zanardi. Il resto sono cose significative, ma non del momento che viviamo. Cioè, io penso che qui tutti quanti sperino che Alex possa tornare quello di prima, naturalmente superando per la seconda volta ostacoli che per qualsiasi altra persona sarebbero impossibili. Assolutamente. Però siamo fiduciosi perché sappiamo della tempra umana e fisica, visto che era un atleta nel pieno delle sue funzioni, e quindi da questo punto di vista sono fiducioso, anche se leggo le cronache di stampa e so delle difficoltà che sta superando, insomma. Certo, tra l'altro ecco, c'è un aggiornamento proprio di questi minuti. Già ieri peraltro era stato annunciato questo lavoro di equipe, ci sono dei medici riuniti in equipe multidisciplinare che stanno facendo le valutazioni necessarie per decidere se è possibile già nei prossimi giorni sospendere la sedazione per verificare il quadro neurologico. Le condizioni, lo ribadiamo, sono stabili ma gravi. I medici di Siena parlano di una settimana chiave per valutare eventuali danni. Noi, Sindaco, siamo stati a Noventa e abbiamo intervistato alcuni suoi concittadini. Prego la regia di mandare in onda il servizio. Esistono gli angeli, Alessandro Zanardi ne ha due tra i vicini di casa. Agata e India sono arrivate con la mamma fin sul cancello di casa del campione e hanno lasciato peluche e disegni con cuori e stelle con scritto "Forza, non mollare, ce la farai". Il pilota bolognese, 90 di adozione, ha proprio fatto proseliti. Ora sono i suoi ammiratori a dirgli "Vivi, risorgerai anche stavolta". Un incoraggiamento per Alessandro, per la moglie Daniela e loro figlio Nicolò. A Noventa il dispiacere è enorme, ma da qui parte un fiume di incoraggiamenti a Zanardi. È un esempio per tutti, per i giovani, per me che sono vecchia, è una persona eccezionale. Adesso mi viene da piangere, allora... È già risorto una volta. Sì, diamole un'altra opportunità. Diamole un'altra opportunità perché se lo merita. È una forza della natura quell'uomo, lui e anche la sua famiglia. Risorge un'altra volta, ce la farà. Spero che come ce l'abbia fatta la prima volta ce la farà anche questa volta perché è un grande, c'ha tanta forza e quindi... Se lo merita? Sì, ha voglia, è un unico campione, campioni così non se ne vedono e quindi ce la farà. È forte, Alex è forte. Mi capita spesso di vederlo qui per Noventa Padovana, quindi lo vedo, lo sento vicino e speriamo bene. Preghiamo che venga, che vada per il meglio. Sono molto dispiaciuta per Alex, speriamo che lui ce la faccia, veramente. È già risorto una volta. E risorgerà anche questa.
Un'altra occasione per Alex, questa è la speranza di tutti a Noventa, ma in tutta Italia, in tutto il mondo, dove Alex Zanardi è un'icona. Sindaco, approfitto della sua presenza anche per chiederle altro. Lei è anche segretario del Partito Democratico in Veneto e ieri, lo abbiamo detto all'inizio della nostra diretta, si sono conclusi gli stati generali dell'economia voluti dal Premier Conte, dal governo. 10 giorni che hanno portato a dei primi annunci, soprattutto sul fronte dell'IVA e del cuneo fiscale. Le chiedo un suo giudizio a caldo di questi annunci del Premier. Ritengo annunci significativi. Da tantissimo tempo, da anni, si discute ad esempio del taglio del cuneo fiscale, che significherebbe mettere più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti. E se addirittura si dovesse arrivare al taglio delle aliquote IVA, vorrebbe dire che andare a comprare qualsiasi genere o alimentare o di altro tipo vorrebbe dire spendere meno, perché graverebbero meno le tasse da girare allo Stato attraverso l'IVA. È chiaro che questo significa che è in atto una profonda riflessione per fare un cambio epocale del rapporto che i cittadini hanno con lo Stato. Naturalmente lo possiamo fare perché qualcuno potrebbe dire: perché non lo si è fatto prima? Non lo si è fatto prima perché c'erano dei vincoli di bilancio europei da tenere ancora in conto, perché poi altrimenti il trasporto negativo è per le prossime generazioni, che quel debito dovranno pagarlo. Ma soprattutto mi pare che sia cambiato lo scenario da quando, dopo i primi tentennamenti dell'Unione Europea rispetto a questa crisi mondiale, ha deciso che fosse il caso di intervenire in maniera decisa. E sapere di avere a disposizione nei prossimi mesi tante risorse dell'Unione Europea, alcune come contributi e alcune come prestiti, però con tassi bassi, può, se possibile, far veramente cambiare la politica in maniera decisa. Io sono di quest'idea e quindi raccolgo favorevolmente. Adesso l'importante è che non rimangano solo degli auspici, ma che si concretizzino rapidamente in atti. Il fattore tempo è decisivo e lo è sempre di più. Questa emergenza lo ha sottolineato e ce lo dice ogni giorno. Tra l'altro leggo con lei, Sindaco, dall'ANSA nazionale che apre con i dati della Confcommercio, con i nuovi dati della Confcommercio. Possiamo vedere dal PC consumi in forte calo, meno 30%, male i bar e gli alberghi. Confcommercio nel secondo trimestre ha rilevato un PIL al meno 17,4%. A maggio tra i settori più colpiti anche il tempo libero e l'abbigliamento. Quindi i dati che continuano ad arrivare dal fronte economico, relativi anche alle prime settimane di ripartenza, la fase 2 e pian pianino anche questa fase 3, non sono rassicuranti. Ci vuole veramente, segretario, una presa di posizione, delle misure concrete e immediate. Sì, effettivamente, aspetti perché sto sbagliando col cellulare, effettivamente serve un intervento deciso. È chiaro che se si prende a riferimento il secondo trimestre significa che stiamo parlando in pieno periodo lockdown, perché gennaio, febbraio, marzo è il primo trimestre. Aprile, maggio, giugno significa che marzo, aprile, maggio, giugno sì. È chiaro che nelle prossime settimane qualcosa dovrebbe cambiare anche nei parametri, ossia io ritengo che da quando c'è stata l'apertura ci siano dei settori che sono praticamente tornati alla semi-normalità, quelli dei servizi alla persona e altri, mentre ci sia tutto il settore della ristorazione che risente profondamente del lockdown, perché la percezione delle persone è ancora quella di giustamente di avere un minimo di attenzioni, e quindi ad esempio non vogliono andare
in ambienti chiusi, ma preferiscono all'aperto, quindi non tutti hanno la possibilità di avere degli scoperti esterni alla propria attività, quindi la situazione è obiettivamente difficile e va affrontata con la giusta determinazione. L'eventualità di ridurre l'IVA su alcuni settori o su tutti è secondo me una risposta in linea con l'aspettativa di aumentare la domanda interna, perché questa è una crisi talmente globale che copre uguale sia le esportazioni, quindi chi lavora con l'estero, certo, sia il settore interno. Uno dei due però va fatto rapidamente ripartire. Segretario, le chiedo un'ultimissima cosa. Nel fine settimana c'è stato un altro fatto politico importante. Dopo un primo momento di defiance al Senato è passato il decreto sulle elezioni, quindi si va verso il voto a settembre, al 20, al 21, quindi si va verso questo election day. Il PD è pronto? Guardi, il PD ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità, ha aperto il quadro, ha allargato il campo, ha deciso di puntare su un candidato presidente non di diretta espressione del Partito Democratico, sa che è una competizione estremamente difficile, anche perché, come succede nelle altre regioni, anche nella nostra, il governatore uscente ha avuto un palcoscenico ideale in conseguenza della dovuta possibilità di dare i numeri rispetto a Covid. Non gliene faccio una colpa a nessuno, però prendo atto della assoluta visibilità mediatica del governatore. Noi cercheremo di fare al massimo la nostra parte, mettendo in campo candidati seri in tutte le province per quanto possibile confermare o rinnovare la classe dirigente presente in Consiglio regionale e a questo punto soprattutto dare un'idea alternativa di Veneto che è possibile e che tenga conto del progresso che qui si è sempre esercitato in maniera coerente e saggia nell'intrapresa, nelle attività commerciali, ma anche con un giusto connubio con le bellezze, il turismo, l'ambiente che deve essere al centro della nostra azione politica nei prossimi anni. Sarà un'estate calda su tantissimi fronti, di questo siamo tutti certi. Grazie Bisato, grazie e buon lavoro. Grazie, mi permetta ancora a nome di tutti i cittadini di Noventa la vicinanza di cuore veramente palpabile passo passo, come avete sentito anche dagli interviste, che tutti i miei cittadini rivolgono sentitamente ad Alex Zanardi e alla sua famiglia. Gli siamo profondamente vicini. E tutti noi lo siamo e la ringrazio Sindaco. Forza Alex, forza davvero. Grazie Sindaco, arrivederci, buon lavoro. Grazie a voi. Adesso ci colleghiamo con Ilaria Marchiori che si trova a Marghera, la vedo già pronta e in linea per fare il punto di questa nuova settimana che si apre tra l'altro con un risvolto di cronaca, ve lo mostro velocissimamente dal PC. Questa è la pagina Facebook dell'assessore regionale alla protezione civile che ormai tutti conosciamo benissimo per le conferenze stampa quotidiane, Giampaolo Bottaccin, che stamattina ha fatto un passaggio, lo scrive lui stesso, al comando di compagnia dei Carabinieri di Mestre per le minacce che ogni tanto mi arrivano. C'è anche un indizio ulteriore perché rispondendo a uno dei commenti di solidarietà è lo stesso Giampaolo Bottaccin a postare questo articolo del Corriere delle Alpi, il business criminale dei rifiuti, lettera Bottaccin, sei morto. Quindi potrebbe essere un indizio questo, perché a postarlo è lo stesso Bottaccin. Sicuramente se ne parlerà in conferenza stampa, ma vado subito da Ilaria. Ilaria, partiamo proprio da qui. Buongiorno intanto. E quindi c'è questa minaccia, ci sono queste minacce verso l'assessore Bottaccin.
Sì, buongiorno Cristian, un buon inizio di settimana anche a tutti i nostri telespettatori. Probabilmente ne parleremo in conferenza stampa o vedremo quale sarà lo stesso atteggiamento dell'assessore regionale Bottacin. In ogni caso tenteremo comunque di intervistarlo e di capire di che tipo di minacce si tratta, sempre che naturalmente possa dirlo e spiegarci, raccontarci che cosa sia accaduto, perché appunto questa mattina c'è stata una denuncia da parte sua nella caserma dei Carabinieri di Mestre, quindi vedremo che cosa potrà dirci. Per quanto riguarda la conferenza odierna del governatore Zaia, oggi ci saranno importanti novità, le annunciate nei giorni scorsi, doveva in realtà darle prima, ma poi c'è stato l'ennesimo blocco e quindi le darà oggi. Si tratta delle linee guida che riguardano le case di riposo e poi quelle che riguardano anche il trasporto privato. Probabilmente potrebbe esserci anche qualche novità per quanto riguarda il trasporto pubblico, però su questo il governatore è stato vago e ha utilizzato il condizionale, perché di sicuro quello privato, di sicuro case di riposo, su quello pubblico si è tenuto un margine, perché evidentemente ci sono ancora degli aspetti da discutere. Sentivo che prima con il sindaco parlavi di giornate calde non solo in senso metaforico ma anche proprio dal punto di vista meteorologico, e soprattutto questo è stato un fine settimana molto caldo con un bellissimo sole anche dopo giorni di pioggia, e lo si è visto proprio per tutte le persone che hanno deciso di goderselo recandosi a Venezia, come abbiamo visto, e anche sulle spiagge del nostro litorale. A Venezia già sabato in tarda mattinata c'erano, pensate, tutti i parcheggi già esauriti a Piazzale Roma, bisognava recarsi al Tronchetto se si voleva parcheggiare l'auto, e poi tutto il litorale. A Jesolo abbiamo visto lunghissime code, tantissime persone e anche qualche polemica per il malfunzionamento della famosa app, l'app che è stata annunciata per prenotare il proprio posto in spiaggia, che però si è impallata, si è in qualche modo bloccata. Questo è stato spiegato dall'ingegnere competente che la gestisce, perché ci sono stati 40.000 accessi in pochissimo tempo e dunque probabilmente l'app non è riuscita a sostenere una così folta presenza di richieste. E poi purtroppo c'è stato anche un altro episodio di cronaca a Jesolo, visto che abbiamo aperto questo collegamento parlando di cronaca, un episodio che si è verificato sabato sera, una maxi rissa intorno alle 2:30 che ha visto coinvolti un gruppo consistente di giovani, poco più che maggiorenni, circa 30, che poi si sono che poi è stato necessario l'intervento della polizia, delle forze dell'ordine per sedare questi ragazzi, i cui motivi della rissa sono ancora sconosciuti. Probabilmente cercheremo di capirli anche in giornata, i dettagli e soprattutto gli sviluppi di questa vicenda. E poi ancora da Jesolo invece ci siamo spostati a Sottomarina, siamo andati a documentare qual era la situazione in quelle spiagge di Chioggia, Sottomarina, Isola Verde, e la situazione era affollata. Allora abbiamo anche noi trovato delle code lungo la famosissima Romea, e poi anche sulle spiagge c'erano moltissime persone, molte prenotazioni anche di ombrelloni, però a onor del vero ci hanno raccontato gli esperti del settore, chi monitora la zona ora dopo ora, i bagnanti si sono dimostrati responsabili, cercando di non creare assembramenti né sulla spiaggia né presso i chioschi né in acqua. Dunque tante le persone che hanno deciso di trascorrere il fine settimana sulle nostre spiagge e per godersi finalmente questo meritato sole e anche un po' di mare, dal momento che per tanti mesi sono rimasti chiusi in casa. Queste direi che sono le principali notizie della giornata.
giornata. Dunque se non ci sono altri, scusate, sento anche delle interferenze attraverso l'auricolare, dicevo, se non ci sono altre domande dallo studio io restituisco la linea, Cristian. Grazie Ilaria, a posto così, noi ci aggiorniamo, ci sentiamo subito dopo la conferenza stampa, anche perché gli spunti, mi sembra di capire, non mancheranno. Grazie a Ilaria Marchiori. Ilaria Marchiori, che probabilmente sentiva delle voci, perché ci stiamo per collegare anche con Lucio Zanato dall'ospedale di Treviso, dove questa mattina è stato inaugurato il nuovo SUEM 118. Vedo delle immagini, ma facciamo così, andrei in pubblicità, facciamo qualche minuto di pubblicità, poi ci ritroviamo qui in studio e andiamo a Treviso con Lucio Zanato. A dopo.